Carlo Piga, una partita non semplicissima perché c'era talmente tanto agonismo in campo che non ci sono state pause. La Ferrini ve l'ha fatta un po' sudare, però avete meritato ampiamente questa vittoria. Sì, secondo me ce la siamo meritata perché l'abbiamo voluta fortemente, siamo venuti qui solo per vincere, non c'era altro risultato che volevamo. Dopo il vantaggio di Chelo è arrivato quasi subito il pareggio, però non avete smesso un secondo di attaccare, alla fine sono arrivati anche gli altri gol. No, è arrivato subito il pareggio su un calcio d'angolo che non c'era. Di solito ci abbattono queste cose, invece oggi abbiamo battuto, ci siamo procurati subito una punizione e abbiamo subito fatto il 2-1. Volevamo, come detto prima, volevamo la vittoria. Anche se loro erano molto agguerriti, più di una semplice partita, e sembrava parità alla vita per loro. Noi ci abbiamo messo più di loro di cattiveria agonistica e siamo riusciti a vincere. È un risultato importante anche alla luce degli altri risultati degli altri campi, bisogna dare continuità ai risultati. Sì, noi stiamo bene, ci stiamo allenando sempre a 1000 e il campo lo sta dimostrando. E adesso sarà a noi dimostrare ancora una volta che possiamo dare ancora tanto a questo campionato e vogliamo salire il più in alto possibile. Oggi senza i tuoi amati tifosi. Purtroppo qui a Cagliari non li fanno mai venire, però noi sentiamo lo stesso il loro sostegno e questa vittoria sicuramente anche per loro, oltre che per la nostra società che ci è sempre vicina. Grazie Carlo Piga. Grazie a te, ciao.